Ciao a tutti dal commentatore veneziano, finale NBA, prima volta nella storia del Cume contro i Los Angeles Clippers, contro i Clippers del Cume, la mia squadra preferita che anche l'altro anno è arrivata in finale contro i Chicago Bulls e hanno perso 4-2, chiaramente parliamo della carriera Cume indiana. Mamma che sfida ragazzi, Chris Paul vs veneziano, Blake Griffin, DeAndre Jordan, una sfida veramente dura, i Clippers vogliono vincere quest'anno ma il Cume vuole il primo titolo NBA al suo secondo anno. Vai ragazzi, iniziano le finali NBA, siamo contro solo Chris Paul, ecco. E attenzione, c'è subito l'errore allo Staples Center di Los Angeles. Il Cume vuole vincere anche l'MVP del miglior giocatore in finale. Eccole qua le The Finals. Si parte subito bene ragazzi, i Clippers si possono battere, hanno fatto, anche se hanno vinto la Western Conference. Dai Cume, relax Cume, relax. Attenzione, il Cume la stava rubando, incredibile. Attenzione Blake Griffin, Blake, sentenza Blake, ma recupera il Cume, attenzione, Cume scatenato. Deng. Il Cume vuole legare la prestazione della vita, siamo a livello superstar, ricordo, il penultimo prima di Legend. Il Cume prova dall'angolo. Yes! Non è da 3, ma grandissimo punto di veneziano. Mamma mia come è partita Miami. Mamma come sono partiti gli hit. Attenzione Blake, Jean Paul Griffin, Jean Paul, primi 2 punti anche per i Clippers. Dai ragazzi, il numero 6 di Miami vuole entrare nella leggenda. Bravissimi. Brutto questo però, brutto, calma. Dai fioi, siamo contro Paul, non possiamo fare 57 punti a Paul come li ha fatti Irving. Attenzione Paul, subito il missile. Boom, solo rete, Chris Paul. Calma Cume, relax. Dobbiamo fare il pick and Cume che ci ha regalato la finale. Attenzione Chris, vai Bosch. Chris, no, la sbaglia il piccolo Bosch. Il piccolo Chris, attenzione. Yes. Bravo Paul. Ogni punto è fondamentale. L'obiettivo è vincere almeno una delle 2 gare in trasferta. Almeno una, raga. No, come cosa che ha sbagliato tasto, coglionazzo di un Cume. Attenzione Paul. Paul. Jordan. Attenzione Jordan, l'uomo dei tiri liberi pressoché inguardabile. Però sulle schiacciate nulla da dire, sotto canestro è un mito. Devo giocare facile, devo giocare, così si gioca ragazzi. Bravo Cume. Relax Cume, relax. Le finali NBA sono dure, Ancora DeAndre Jordan. Occhio a DeAndre Jordan. Paul versus veneziano. Paul versus veneziano. Attenzione Pierce. Boom. Questa non è colpa mia però, che cazzo. Questi le mettono tutte. Devo cambiare il fattore campo. Non posso trovarmi a fare l'ultima in trasferta come con i Cleveland. Bosch. Yes, eccola qua ragazzi. Bosch veneziano, la premiata ditta che sta regalando spettacolo anche allo Staples Center di Los Angeles, California. Attenzione Pierce, Paul. Fantastica stoppata e godo. Attenzione per Wade, mamma mia, però signori, i passaggi del Cume sono poesia allo stato purissimo. Più 2, abbiamo cominciato bene. Cioè, i Clippers sono una squadra ben diversa dai Cleveland, però ugualmente forti, se sono in finale c'è un motivo. E hanno vinto anche la Western Conference che è molto più dura. Golden State è uscita subito. Bravo Cume, con calma. Attenzione Wade da solo. Questo è un brutto errore. Attenzione a Chris. Attenzione a Paul. Chris Paul. Stiamo limitando Griffin per il momento.
Bello, 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 bello. Calma, ragazzi. Vai, Kume. Vai, pick and Kume, pick and Kume. Finto il pick and Kume, vado da Deng. Sono marcatissimo. La sbaglia, sforzata, l'avevo già vista. Prima palla persa per Veneziano. Attenzione Pierce, mamma mia, il giovanotto Pierce. Non è più un ragazzino, ma è sempre un fenomeno. Che rischio qua, stoppone dei Clippers. Momento un po' di sbandamento. Mamma mia come gioca Paul. Redick. Meno male. No good. Wade. Yes! E vai l'unità per il tiro libero supplementare. Mettilo e andiamo sopra di uno. Yes. Dai ragazzi. Terzo, quarto, più 6. Primo vero break del Kume. 14 punti di rimbalzi, 11 assist. Stiamo già in double-double. Bellissima la sfida. Paul veneziano. Mamma mia, cosa stoppa il Kume? Cosa stoppa il Kume a Paul? Silenzio. Sentenza kumendiana. Purtroppo l'unico punto negativo è che stiamo andando male da 3 per il momento. Appena detto! Ah, da 2, peccato. Ho fatto solo uno da 3. Ne ho fatto finora su 4 tentativi, mi sembra. Mamma che stoppate, che bomba di veneziano. Peccato che non è da 3. I piedi erano già dentro la linea. Attenzione Griffin. Qua Griffin ha fatto un lavoro da fenomeno puro. Dai Fio, teniamo il break. Mamma mia, vincere gara 1 sarebbe fondamentale per il morale. E portare la serie non più con il fattore campo ai Clippers. Attenzione Bosh. Chris Bosh is the best in the world. Dai Fioi, voglio il titolo. Mamma mia, che si è inventato qua Paul, che assist. Mamma mia. Calma ragazzi, calma. Però signori, Bosh e veneziano sono la coppia più devastante della NBA. Dai Kume. Che tensione ragazzi. Allo Staples Center di Los Angeles, California. Sfida emozionante. Gara 1 qua mi manda al bar Paul. Ma cosa mi fa? Grandissimo. Calma. Ragionamos. No, non era per lui, che cazzo. Vediamo cosa mi posso inventare. Vediamo se va. Vabbè, arriva il fallo, perfetto. Meglio di così non potevo fare. Bravo Kume. Whiteside. Primo libero veramente. Naccio feca, peccato. Secondo libero dalla linea della carità. Dai, 1 su 2, va bene. Dai, più 9. Manca ancora una vita, ma è meglio essere in vantaggio che in svantaggio. Attenzione Chris, qua mi manda fuori tutti. Mamma mia, 20 punti di Paul e 6 assist. Bravo però, ragazzi, sarò anche scarso in difesa, ma in attacco c'è solo il Kume. Solo che non perdonano, si sono un attimo smarcati. Griffin, Blake, mamma mia, movimento stellare di Blake. Ma lo sbaglio, ma poi prende rimbalzo. Meno male, se vediamo ai liberi non dovrebbe essere un problema. Jordan. Mamma mia, veneziano è sempre primo nella classifica dei punti e anche in quella degli assist. Attenzione. E lo mette, ma dai, come fa a mettere libero non si sa. Addirittura 2 su 2. It's incredible. Volevo regalarvi una tripla in questo terzo quarto. Galloway. Bravo Deng, regalamela tu Deng. Peccato. Pierce. Cazzo, vedi, se ti faccio la stoppata giusta.
È solo il Kume, ti prego, regalamela. Yes! Sono rete! Vai ragazzi, dopo il time out più 10, mancano 3 minuti e 44. Ho perso 3 palle però nell'ultimo quarto. Anzi 4, niente. Adesso solo palle perse adesso. È questo che mi fa strano. Ho perso una palla in tutta la partita, 4 negli ultimi 5 minuti. Dai, non è molto pensabile. Da più 14. Adesso è per giocare. Basta, non si gioca. Calma. Da più 14, da più 12 scusate a più 8. Stiamo attenti raga. Negli ultimi 5 minuti hanno fatto quello che volevano, ti prego no. È sempre così, negli ultimi minuti recuperano, cioè. O sbaglierò io, però secondo me è un po' bizzarro il tutto. Dai, come rispondi da campione. E vaffanculo, tiro nel traffico. Bravo, come ci voleva questa, ci voleva. Per dimostrare che siamo noi più grandi. 29 punti, 6 rimbalzi, 16 assist. A questo livello di difficoltà è una roba immensa. Però 84 adesso di parametri, quindi con 84 ragazzi, insomma, è anche normale dominare la Lega, insomma. 11 su 19 dal campo. È un gran veneziano, signori, lei è un gran Kume, lei è un gran Kume. Adesso bisogna marcarlo stretto Paul a tutti i costi. C'è un buco, però c'è un buco, Griffin. No, che bava, prende la stoppata Jordan. Fortunata qua Los Angeles. Meno 5, Fioi, meno 5. Mamma mia che dura. Ma perché non ho messo livello matricola, che era molto più tranquillo? Cazzo, era più 12 però. Un minuto e mezzo fa ero più 12. Dai. Ti prego, Kume. Ah, questo non è pesante ed è più. E il Kume qua però fa una cosa alla Jordan contro Utah. Con Carmalone. Se la mette un figo. Non ci credo. Non ci credo che l'aveva presa. Cosa alla Jordan con Carmalone la finale. Del 97. Che cazzo però. Ti prego, sbagliare almeno uno, niente. Più 4. Un possesso pieno, un possesso pieno. Bisogna mettere questo, ragazzi. 1,37. Bosch. Qua c'è profumo di overtime. Allora, come siamo marcati, che cazzo però. Deve trovare il pertuso, il Kume, bravissimo Kume! Trova un pertuso impensabile per chiunque. Cosa ha trovato il Kume all'ultimo secondo? Blau Kume, blau. Non in un secondo l'hanno messa dentro, però Dio Cristo. Questo possesso è di vitale importanza se vogliamo vincere gara 1. Dai, come che sei la stella della squadra ormai. No, sei il coglione della squadra, pesantissimo questo. Mamma mia che errore. Mamma mia che errore. Però fatalità tutte alla fine me le hanno rubate, vabbè. Non voglio dire niente. Il Kume vuole riscattarsi con il triplone decisivo. E lo sbaglio, incredibile. No, pazzesco però. Pazzesco, pazzesco. Vabbè. Non ho parole per descrivere questa figlia di troia di partita. Da più 12. E adesso Bosch la sbaglia. Incredibile, perdo questa partita. Un furto leggendario. Un furto leggendario. Meno 2, mancano 15 secondi. Mamma mia che gara 1 già, che gara 1, che gara 1.
C'è ancora tempo, però bisogna... 15 seconds left in the fourth quarter of this one. Vai Kume! Ma è questo che non sopporto! On the wing gang. Pass to Freak. Vabbè. Finisce qua. Ma non mi hai capito perché non ha tirato Bosch. Tirano sempre di solito, dai. Vabbè. Finisce qua la possibilità di vincere gara 1, ma veramente una partita rubata a mio parere in maniera indescrivibile. Finisce qua ragazzi, un saluto dal commendatore veneziano.